Al quinto ordine del giorno relazione all'assessore Truccio. Prego, assessore. A cui siamo chiamati è l'acquisizione in proprietà a titolo non oneroso di beni immobili dello Stato ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge 69 del 2013. Decreto legge 21 giugno 2013 numero 69, convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013 numero 98, all'articolo 56 bis, semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali, prevede al comma 1 il trasferimento in proprietà a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di beni immobili di cui l'articolo 5, comma 1, lettera E, comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010 numero 85, siti nel rispettivo territorio. A decorrere dal 1 settembre 2013 i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendevano acquisire la proprietà dei beni demaniali dovevano presentare all'Agenzia del Demanio competente del territorio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, la richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Le aree e gli immobili inseriti nell'elenco predisposto dall'Agenzia del Demanio, per i quali il Comune ha richiesto ed ottenuto il parere favorevole, risultano i seguenti. Ometto di leggere il codice della scheda, leggerò soltanto la denominazione e l'indirizzo dei beni. Ex Avio Rio Interno, noto come Canale dell'Orologio, porzione Canale dell'Orologio, sito in fondamento a Pescheria. Ex Argine Destro del fiume Livenza Morta, ora tombato San Giorgio di Livenza, indirizzo strada Camotto. Ex Arginello La Salute di Caule, strada Camotto. Terreno seminativo, zona rurale, comune di Caule fra Argine, Canale Lermine e Argine, Canale Briano, e via Circonvallazione Lormone, SNC, senza numero civico. Ex Canale delle Navi Caule, indirizzo Caule, più precisamente Ortavapresa. È stato altresì richiesto il trasferimento del bene demaniale di seguito descritto, per il quale l'Agenzia del Demanio non ha tutt'oggi concluso l'iter istruttorio per l'accoglimento dell'istanza, pur sussistendo i presupposti, ed è il fabbricato il terreno annesso in strada nuova, civico numero 2, in Caule. Beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri spesi entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali ed è facoltà dell'ente acquirente procedere all'alienazione degli stessi. Qualora i beni siano invece utilizzati da soggetti terzi a titolo oneroso, i relativi corrispettivi saranno recuperati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'articolo 56 bis citato. Il trasferimento al luogo dello Stato dotato di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale emissione da parte del ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto sommario di trasferimento degli stessi nel possesso giuridico e consumento dell'ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti. Il Consiglio Comunale, vista e fatta propria le relazioni premessa, visto l'elenco di beni per i quali è possibile procedere all'acquisizione in proprietà a questo Comune, ritenuto per le considerazioni sopra esposte di procedere ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge 69/2013 l'acquisizione in proprietà a titolo non oneroso di beni in premessa descritti, riscontrato che secondo la procedura definitiva dell'Agenzia del Demanio è necessario confermare come delibera consigliare la richiesta di trasferimento dei beni che hanno ottenuto il parere positivo al trasferimento, considerato che tale momento può rappresentare un'occasione importante per questo ente per poter acquisire beni immobili possono costituire un arricchimento del proprio patrimonio immobiliare e un potenziale di investimento per l'utilità della comunità locale proprio in forza del principio di sussidiarietà, ispiratore della norma del cosiddetto federalismo demaniale. Atto che, conformemente a quanto disposto dal citato decreto legge 69/2013, una volta perfezionato l'iter di acquisizione, i beni sopra descritti saranno oggetto di procedura di evidenza pubblica finalizzata alla loro alienazione, preceduta dalla attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia del Territorio competente. Richiamato l'articolo 56 bis del decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013 numero 98, visto il TUE e l'approvato con il decreto legislativo 267/2000, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, si chiede, visto altresì
parere espresso dal segretario generale ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si chiede a questo Consiglio Comunale di esprimersi nel merito. Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego, consigliere Tronò. Assessore, vorrei chiedere, questa è una di quelle delibere che hanno avuto alcune correzioni dal momento in cui sono state presentate alle commissioni all'atto di questa sera. Una parte riguarda gli argomenti iniziali dove si è tolto alcune citazioni che riguardano articoli di legge di dicembre 2009 e così via, credo che probabilmente sono stati tolti perché non erano funzionali la delibera stessa. Poi è stata fatta una precisazione dove si è ottenuto un parere favorevole rispetto a quello concordato. Però quello che vorrei capire, cioè dove si parla ai beni trasferiti con tutte le pertinenze, storie, oneri, crisi e quant'altro, dove è stata tolta l'ultima parte dove è scritto che si fanno lo Stato il versamento del 10% delle risorse nette derivanti dalle relazioni. È chiaro che questo non è oneroso, però adesso vorrei capire se è bene che non appaia o se era oneroso. Siccome poi si parla successivamente di questi beni che potrebbero essere alienati al miglior offerente, se questo è comunque un diritto lo Stato ha comunque, ora in questo momento, questo 10% nel momento in cui noi vediamo è un diritto a cui dobbiamo riservare allo Stato. Ecco. Queste sono, cioè, la parte più interessante è questa commissione del 10% che può essere giustificata nel fatto siccome non è oneroso del 10% non esiste, ma verrà sicuramente rivendicato e richiamato nel momento in cui noi cediamo a dei privati e stabiliamo delle cifre che abbiano valore penale e quindi quel 10% dovrà essere riservato allo Stato come versamento di risorse derivanti. Se è così, in questo senso, o la cosa, la commissione era dovuta al fatto di Grazie consigliere, che faccio rispondere direttamente dal segretario comunale. Sì, consigliere, è stata tolta personalmente quella cosa perché stamattina guardando un po' la struttura della legge, della norma, mi sono accorto che il legislatore come spesso accade ha messo degli argomenti di natura totalmente diversa nell'ambito dello stesso. Il 10%, allora, come lei ha detto, all'ipotesi che stiamo trattando si applica l'introito del 75% a favore del comune e il 5% allo Stato e va a favore di un fondo per il finanziamento del il 10% è una norma che risulta nello stesso articolo, nello stesso articolo, ma riguarda un'altra ipotesi che è quella della vendita del patrimonio disponibile, fin dall'origine disponibile del comune, il quale è assoggettato alla cessione del 10% che è ricavato dallo Stato. Questo l'abbiamo imparato io oggi, quindi se vediamo un'area di patrimonio disponibile, siamo tenuti a lasciare il 10% dello Stato. Quindi non ci stava. È stato dall'istruttore, è stato giustamente riportato sia un comma che il successivo, ma sono due commi che non. Quindi per completezza, qualora noi cedessimo queste beni, non è il 10%, ma è il 25%. Bravo, Stato. Ci sono altri interventi? Allora mettiamo ai voti l'ordine del giorno. Mettiamo ai voti la delibera. Allora, voti contrari? Quali? Voti favorevoli? Va bene, stesso Presidente.
Voti favorevoli? Siamo attenti. Proseguiamo con i contrari. Voti contrari? Ok. Il punto all'ordine del giorno viene approvato con 11 voti favorevoli e 4 contrari. No, per immediata eligibilità, Presidente. Sì. Senatore. Grazie. Passiamo al prossimo ordine del giorno, relazione all'assessore Russo. La delibera che andiamo a discutere è demanalizzazione e alienazione, aree comunali prospicienti di condominio Petronia, aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Premesso che da una ricerca d'ufficio si è curato di signori Guerrini Marco, Bertoncello Marco e Massimiliano, per conto delle società SNC di Bertoncello Renzo e Angelo, Manzato Nadia e Malotto Massimo, figlio del signor Malotto Valerio, occupano da tempo senza titolo alcune porzioni di area pubblica a ridosso del condominio Petronia, come spazi destinati alle loro attività commerciali. In data 3 febbraio 2014 la questione è stata illustrata ai suddetti dal dirigente del settore servizi tecnici. In quella sede i partecipanti hanno tutti dimostrato la piena buona fede, dichiarando di non essere a conoscenza della titolarità pubblica dei beni, quanto alla piena convinzione degli stessi che l'area rientrasse tra le loro proprietà, considerato anche nelle planimetrie catastali il loro possesso indicato con una linea che individua l'area della loro occupata. In virtù dell'occupazione pacifica di fatto protrattasi da anni da parte dei soggetti suddetti, il Comune ha rilasciato una concessione edilizia per la costruzione della quintina soprastante, aree occupate di che trattasi, vedi concessione edilizia 194-94 del 21/12/94, agli atti di questo ente. Ciò rafforzando ulteriormente la consapevolezza in capo agli stessi di esercitare su tali beni i poteri tipici del proprietario, animus possidendi. Interessati a seguito delle richieste del dirigente, non hanno presentato presente eventuali osservazioni o atti che in qualche modo potessero dimostrare eventuali titolarità dell'area in argomento, proprietà, concessione, autorizzazione, facendo comunque presente la costanza delle occupazioni in assoluta buona fede, consolidata dal fatto che il Comune, nemmeno in sede di rilascio dei vari titoli applicativi, non ha rilevato e rivendicato la proprietà. Nel successivo incontro, venuto presso la sede comunale del 24 marzo, giusto verbale agli atti, il dirigente ha proposto agli interessati le seguenti due soluzioni per risolvere la questione. 1. Alienazione delle aree degli attivi occupanti, coincidenti con gli stessi proprietari delle attività frontiste. 2. La concessione pluriennale delle aree occupate. Durante tale incontro, gli stessi hanno optato per l'acquisizione, precisando che si faranno carico delle spese per il frazionamento delle singole aree e per il Rogge concordato di effettuare un sopralluogo sul posto con i tecnici comunali al fine di effettuare il rilievo delle aree effettivamente occupate. In data 2 aprile 2014 è stato pertanto effettuato da parte dei tecnici comunali il sopralluogo, giusto verbale agli atti, al fine di rilevare quali sono le attuali occupazioni esistenti e per un tanto è stata successivamente redatta la legata planimetria nella quale sono riportate le parti rilevate e indicate le occupazioni con le relative misure, allegato A. Tutto ciò premesso, valutata la necessità di addivenire ad una soluzione bonaria delle questioni con le ditte interessate, dato che le aree in argomento sia per forma, dimensione e collocazione non risultano avere una funzione essenziale di variabilità e quindi non hanno più alcuna finalità pubblica trattandosi di eventuali stradali, l'alienazione delle stesse non comporterebbe una minore fruizione da parte della collettività. Le aree in parola sono allibrate alle mani comunali dell'ente. Per quanto sopra relazionato, si ritiene di procedere alla demanizzazione delle aree comunali sufficiente il condominio Petronia come meglio individuate nella legata planimetria allegato A. Nella planimetria prelegata sono riportate le parti rilevate durante il sopralluogo eseguito del 2 aprile 2014 e indicate le occupazioni con le relative misure. L'esatta superficie delle aree comunali che saranno cedute sarà degiunta in maniera più puntuale da apposito frazionamento che sarà predisposto successivamente. Ritenuto inoltre, in relazione alle dimensioni, all'ubicazione e alla conformazione delle aree in questione, prospicienti attività commerciali e pubblici esercizi, di prescindere da una procedura di evidenza pubblica, in quanto un'eventuale acquisizione da parte di terzi comporterebbe un grave danno, se non la totale chiusura, delle attività esistenti, poiché possono accedervi solo dal lato delle aree oggetto di cessione. Atto in ragione delle valutazioni su esposte
L'alienazione delle aree frontizie è configurabile come un'azione volta alla tutela della libertà di iniziativa economica, articolo 41 della Costituzione, posto che la soluzione alternativa, alienazione a terzi a seguito di procedura aperta, comporterebbe l'interruzione delle aree dei beni di proprietà privata destinati all'esercizio dell'attività commerciale con impossibilità di accesso alla via pubblica. Per quanto sopra si propone di alienare le aree in questione frontisti i signori Guerrini Marco, Essere SNC di Bertoncello Lorenzo e Angelo, Manzato Nadia e Malocco Valerio. Per quanto concerne il prezzo di vendita, valutati i prezzi applicati per le aree vicine, tenuto altresì conto della buona fede dei soggetti che occupano tali aree, anche in virtù di un titolo abilitativo rilasciato dal Comune, nonché preso atto delle planimetrie catastali, tenuto conto che gli stessi soggetti hanno costruito a loro cura e spese la pavimentazione soprastante pensilina, si propone il prezzo unitario al metro quadro pari ad €300. È necessario inoltre aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per l'anno 2014, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 5 dell'11 febbraio 2014, al fine di inserire le aree comunali come sopra descritte, dando atto che per l'individuazione esatta delle stesse è necessario procedere relativo al funzionamento, le cui spese per la redazione e presentazione all'Agenzia del Territorio potranno essere l'esclusivo carico degli acquirenti. Consiglio Comunale. Ditta fatta proprio la relazione dell'assessore al patrimonio, visti gli atti in premessa richiamati. Tenuto di procedere alla generalizzazione dell'area comunale coefficiente condominio petrolio, come meglio individuati nell'allegato planimetria allegato A, di aggiornare il piano dell'alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per l'anno 2014, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 5 dell'11 febbraio 2014, al fine di inserire dette aree. Ritenuto di allenare le aree comunali coefficiente condominio petrolio, frontisti, signori Guerrini, Marco, Essere SNC di Bertoncello Lorenzo e Angelo, Mandato Nadia e Malocco Valerio. Attuato che l'alienazione delle aree stesse non comporterebbero una minore fruizione da parte della collettività. Considerato che le aree in questione non risultano essere di alcun interesse per questo ente che le stesse sono liberate alle mani comunali. Ritenuto di applicare per l'alienazione di decreto sul prezzo unitario di €300 metro quadro. Dando atto che l'importo effettivo che dovrà essere corrisposto a questo comune verrà stabilito a seguito del frazionamento e del rilievo esatto della superficie oggetto di alienazione. Tenuto di autorizzare il dirigente del settore servizi tecnici, conferendo dello scopo tutti i relativi poteri per conto, norme di interesse del Comune di Carlo, sottoscrivere gli atti inerenti e conseguenti al presente atto, di sottoscrivere eventuali clausole specificative e ufficiali eroganti apponensi in sede di stipula. Considerato che tutte le spese inerenti e conseguenti all'alienazione delle aree comunali in argomento, comprese quelle di competenza dell'ufficio locale e quelle per la trascrizione della conservatoria degli edilizi immobiliari, saranno poste interamente a carico degli acquirenti. Sentita la discussione che ne è seguita, il cui testo è riportato nel verbale della seduta, richiamato l'articolo 58 del decreto legge 112/98, convertito in legge 133/2008, visto il cui l'approvato con il decreto legislativo 267/2000, visti gli allegati pareri favorevoli espressi sensi per gli effetti dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267/2000, visto il parere favorevole del segretario generale sensi dell'articolo 47 del regolamento generale sul rinnovamento degli uffici e dei servizi, per ciò premesso chiedo a questo Consiglio di deliberare in merito. Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego, capogruppo Peso. Chiedevo all'assessore, ed erano le domande che comunque sono state poste anche in commissione, soprattutto anche in commissione abbiamo capito che è l'ente in difetto, nel senso perché non si sono mai accorti e quindi si è provveduto a un accordo bonario. Ma se vado a memoria, il Petronia è in una zona ben centrale, quindi chiedevo all'assessore come ha stabilito 300 euro per la vendita al metro quadro, con quale criterio, perché altre zone che sono state comunque cedute non hanno avuto un prezzo, forse hanno avuto un prezzo anche simile e non sono zone ricadenti nel centro storico. Ricordo che nulla, per carità, se c'è stato qualche problema che il comune quindi si evita la lite di andare in contenzioso, che comunque io credo che la proprietà vincerebbe assolutamente,
da capire, perché questi 300 euro, torno a dire, l'attività è collezionata in un centro storico, la redditività c'è, e capire con quale criterio lei ha deciso i 300 euro, perché credo che a questo punto sì, è da rivedere il piano delle alienazioni, ma credo che sia anche da rivedere il prezzo, soprattutto per altri che hanno acquistato delle aree a prezzi simili ed erano zone magari considerate non del centro, non fascia del centro, ma bensì fasce considerate anche molte volte di categoria numero 2, diciamo. Grazie. Prego, Assessore. Sì, allora il prezzo dei 300 euro, quello che non l'ha stabilito l'assessore, ma l'ha stabilito il dirigente. E il dirigente l'ha stabilito in base ad una ponderata valutazione. Innanzitutto, come c'è scritto in delibera, è stata considerata la buona fede degli occupanti, i quali da sempre credevano che la proprietà fosse loro fino al limite della loro occupazione. È stato tenuto conto che i proprietari hanno costruito a loro spese della pavimentazione, una struttura che è stata anche concessionata, e per queste motivazioni il dirigente ha ritenuto che il prezzo fosse congruo dei 300 euro. Tra l'altro ha tenuto anche conto delle criticità dei possibili contenziosi, perché ovviamente andando in giudizio, come diceva lei, non è detto che il comune avesse ragione piuttosto che il privato. Tra l'altro la planimetria catastale non sono molto chiare nel merito, qui si è convenuto questo prezzo. La trattativa, la vedete nei verbali, sarà partito il prezzo di 350 posto del dirigente, dopo si è arrivati alla proposizione dei privati di 250 e si è fermati nel mezzo di 300 euro. Prego, Capogruppo. E quindi conferma che appunto, da quello che si è udito dalla sua relazione, appunto la criticità numero 1 è solo che comunque il privato avrebbe potuto far causa e l'ente era in difetto, quindi risparmiamo i soldi degli avvocati perché sono sempre tanti. Però, torno a dire, a me sembra più un prezzo della serie, vabbè, siccome siamo in difetto, a questo punto abbassiamo il prezzo. Forse allora si poteva optare, io capisco l'intervento del privato assolutamente, però allora o si optava per una soluzione diversa, ma torno a dire 300 euro, io mi rifaccio a chi ha acquisito terreni magari anche l'anno scorso, che ha pagato, si trova a aver pagato comunque forse di più anche di quello che paga uno in questo momento nella zona considerata più di valore e comunque anche come redditività, che è il centro storico. Comunque, grazie. Ci sono altri interventi? Bene. Votiamo la delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Il punto all'ordine del giorno viene approvato con 9 voti favorevoli, 9 voti, 3 attenuti e 2 contrari. Grazie. Passiamo al prossimo ordine del giorno, relazione del capogruppo consigliere Martesano. Prego, capogruppo. Approvazione del nuovo regolamento comunale del mercato vittico. Il Consiglio Comunale, premesso che in più immemorabile nella città di Caolo esiste un mercato ittico di grosso, che costituisce un importante volano economico dell'attività della pesca, oltre che un significativo elemento di immagine della nostra città marinara e quindi anche attrazione turistica, in deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 2 luglio 98 è stato approvato il regolamento del mercato ittico di grosso ai sensi della legge regionale Veneto 20 del 1979. Vista la delibera del Consiglio Comunale numero 59 del 27 agosto 2013, la quale in seguito al recesso da parte della cooperativa mercato ittico del grosso Caore, società a responsabilità limitata, oggetto che da parecchi anni gestiva il mercato ittico,
stata disposta a far data dall'1/10/2013 in via sperimentale dall'1/10/2013 al 31/12/2013 la gestione diretta in economia del mercato ittico da parte del Comune di Cavia. Vista la delibera della Giunta Comunale numero 249 del 7 novembre 2013, con la quale l'amministrazione comunale ha disposto la prosecuzione della gestione diretta del mercato ittico comunale sulla scorta dei positivi risultati conseguiti nella prima fase di sperimentazione, tenuto conto che attualmente risulta vigente il regolamento del mercato ittico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 2 luglio 1998, quindi da tanto superato dalla normativa nel frattempo sopraggiunta, ritenuto conseguentemente indispensabile provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale per la gestione del mercato ittico che tenga altresì conto della specificità e della singolarità della gestione comunale. Vista la bozza del nuovo regolamento per la gestione del mercato ittico predisposta dai competenti uffici comunali, valutata da una commissione a loco costituita, considerato che il regolamento è stato oggetto di divulgazione mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cavia ed è altresì stato presentato nel corso di un'apposita riunione presso il centro civico in data 2 luglio 2014, affinché chiunque ne avesse interesse potesse formulare le proprie valutazioni, nonché proposte all'amministrazione comunale, dato atto che la bozza del regolamento è stata inviata al settore veterinario della 10 Veneto Orientale e dalla locale capitale di Porto, visto il parere formulato dall'unità operativa dei servizi veterinari della 10 venuto in data 21/7/2014 e tenuto in considerazione della fase istruttoria, ciò premesso e considerato, visto il decreto legislativo 267/2000, visto lo statuto comunale, visto il testo del regolamento comunale del mercato ittico composto da 42 articoli delegato alla presente deliberazione quale allegato A di forma parte integrante, reso atto del parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal dirigente del settore urbanistica edilizia privata e dal comandante della Polizia Municipale ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267/2000, visto il parere del segretario comunale reso ai sensi dell'articolo 47 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sentita la competente commissione consiliare in data 24/7/2014, delibera di approvare il regolamento comunale del mercato ittico costituito da 42 articoli ed allegato alla presente deliberazione, allegato A, di cui fa parte integrante. L'allegato, l'entrata in vigore del presente regolamento avverrà dopo 15 giorni alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e abrogare il precedente regolamento approvato con deliberazione numero 70 del 2 luglio 1998. Grazie, capogruppo Tesano. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quella delibera. Innanzitutto dire che da parte di alcuni imprenditori, operatori del mondo della pesca è arrivata tramite l'avvocato Silvia Scarpa, in nome per conto di questi, alcune osservazioni. E le osservazioni rilevanti dall'avvocato Scarpa sulla bozza di regolamento, a mio avviso, si possono riassumere in 4 punti. Innanzitutto l'articolo 4, in cui veniva fatta un'osservazione sull'attività di commercio di prodotti ittici fuori del mercato. L'articolo 11, sull'istituzione della nuova figura di responsabile operativo del mercato ittico. L'articolo 18 sull'esenzione di responsabilità da parte dell'ente gestore, l'articolo
l'articolo 38 sul punto sbarco. Relativamente al punto 1, leggo per correttezza e per non dare adito a confusioni, l'attività fuori mercato era un'attività una volta svolta prima della regolamentazione comunitaria che ha introdotto gli stabilimenti CEE. È una vecchia norma, discendeva dal regolamento 125 del 1959 e doveva avvenire ad una distanza dal mercato ittico di almeno 500 metri. Ora, nell'ultima versione del regolamento, che è passata in commissione 24 di luglio, è fatto preciso riferimento alle norme attuali che non consentono più di fuori della struttura riconosciuta o registrata presso l'ASL, quindi dall'autorità sanitaria, un'attività di commercio di prodotti. Quindi se qualcuno la praticasse all'interno dell'area mercato farebbe un'infrazione. La legge 20 del 79 della comunità, quindi la contrattazione fuori mercato effettivamente non esiste più, è stata prevista proprio che non avvenga all'interno dell'area mercato questo tipo di contrattazione. Mi ero dimenticato di dire una cosa, la lettera dell'avvocato Silvia Cappa è arrivata dopo la commissione, data 25, è stata protocollata in data 25 luglio alle ore 10:30 presso il protocollo comunale, per quello non è portata in commissione, però comunque la delibera pulita dalla commissione è quella che viene portata questa sera e integrava già alcune osservazioni fatte anche dall'avvocato Scarpa. Punto 2. Previsione di una nuova figura professionale, cioè il responsabile operativo del mercato ittico all'interno del mercato, un fatto organizzativo e dipende esclusivamente dall'ente gestore. Non si comprende come tale punto possa essere annoverato dall'esponente come anomalia significativa, contraddizione testuale. Punto 3. La legislazione di responsabilità. Ovviamente l'articolo 18 è scritto che l'ente gestore non è responsabile dei danni prodotti a cose o attrezzature a lei non imputabili, non certo delle responsabilità di legge a carico dell'ente gestore, quindi le responsabilità rimangono quelle previste dalla legge, non per danni a cose o attrezzature che non sono dovute all'ente gestore. Per quanto riguarda il punto 4 dell'articolo 28, risposta un po' più articolata, quando viene contestata la frase le imbarcazioni da pesca conferenti i loro prodotti pescati all'interno del porto canale di Caole devono sbarcare il pescato presso il punto sbarco registrato e connesso al mercato ittico comunale. Il significato del devono era esclusivamente legato al fatto che all'interno del porto canale di Caole non esiste un altro punto di sbarco registrato, non nel senso dell'obbligatorietà del conferimento del prodotto pescato al punto sbarco connesso al mercato ittico. Questo il sottoscritto ha sempre sostenuto in tutte le discussioni, non ultima nella discussione venuta nella presentazione venuta proprio in quest'Aula. L'edizione comunque su precedenti osservazioni dell'ASL e di altri operatori della pesca è stata così sostituita. Le imbarcazioni da pesca conferenti i loro prodotti pescanti al punto sbarco annesso al mercato possono conferire medesimi all'annesso mercato o in altro stabilimento riconosciuto, quindi con la massima libertà dell'imprenditore ittico di scegliere sia il punto sbarco registrato sia lo stabilimento riconosciuto per l'inoltro dei prodotti ittici. Quindi non c'è nessun vincolo al conferimento né al punto sbarco, e lo ripeto, né al mercato ittico. Per questo lo dice la legge, che il mercato deve essere libero. Ovviamente l'obbligo rimane di conferire di uno stabilimento riconosciuto e un punto sbarco che sia riconosciuto o registrato dall'autorità competente.
Altra contestazione riguarda la visita sanitaria dei prodotti ittici di primo sbarco. A proposito, si specifica che i regolamenti formati per igiene, regolamento 178/2002 e 852, 853, 854, 882 del 2004 danno un'impostazione diversa del controllo e della visita sanitaria veterinaria di primo sbarco rispetto a quanto era previsto nel decreto legislativo 531 del 92, ora abrogato proprio dei regolamenti che ho appena citato. Cioè, il 531 del 92 prevedeva che il controllo e la visita veterinaria di primo sbarco dovevano avvenire all'interno dei mercati ittici il subordine degli stabilimenti riconosciuti ad opera del veterinario dipendente dell'ASL, quindi del veterinario ufficiale. I regolamenti CEI invece sopracitati scindono le competenze sanitarie, controlli sanitari e visita sanitaria di primo sbarco tra l'autorità competente del servizio veterinario ASL, l'OSA e l'operatore della struttura alimentare, riservando l'autorità competente di controllo sanitario sia della struttura, sia delle attrezzature, sia della corretta implementazione riservando il controllo sanitario sia della struttura, sia delle attrezzature, sia della corretta implementazione del piano di autocontrollo aziendale, nonché della corretta applicazione delle norme di legge e dei dettami emanati dalla pubblica amministrazione. Mentre al secondo, cioè all'OSA, la responsabilità della visita sistematica dei prodotti della pesca prima dell'emissione, la prima commercializzazione, che viene svolta dal veterinario aziendale presso il mercato ittico o presso gli stabilimenti riconosciuti. Nel regolamento del mercato ittico quindi non c'è nessuna restrizione all'operatore della pesca, in quanto la visita veterinaria antecedente alla prima commercializzazione viene fatta all'interno del mercato ittico comunale solo chi liberamente vi conferisce i propri prodotti, mentre il punto sbarco ammesso al mercato ittico vede il controllo, non la visita di primo sbarco. Controllo effettuato dall'autorità competente, cioè ASL, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, NAS. E comunque anche a punto sbarco ammesso al mercato ittico il produttore ittico può accedere liberamente. L'importante è che il punto sbarco sia riconosciuto da parte dell'autorità competente. Per quanto attiene poi all'impossibilità di pescherecci di accedere al punto sbarco messo al mercato ittico comunale per la scarsa profondità delle acque in quel sito, sicuramente anche questo problema potrebbe riguardare solo poche unità da pesca e non tutti i firmatari della delega all'avvocato Scarpa, in quanto molte sono le imbarcazioni di piccola stanza e altre sono a pescaggio compatibile con la profondità del sito. Sicuramente ancora che il sito scelto dall'amministrazione comunale fino a qualche anno fa veniva frequentato da tutti i pescherecci di Caule per rifornirsi carburante, per cui l'attuale scarsa profondità potrebbe essere dovuta a deposito di terra proveniente da sedimentazioni, quanto sospeso nelle acque, quindi facilmente esportabile l'uso del sito come punto sbarco. È inoltre osservato che questo problema non è stato sottovalutato dall'amministrazione comunale e sono allo studio della medesima delle proposte facilmente attuabili e si spera di scarso peso economico. Si sottolinea ancora che l'amministrazione comunale attuale tutela il patrimonio peschereccio di Caule, mettendo a disposizione dei pescatori sia un mercato ittico sia un punto sbarco dei prodotti ittici, e proprio per salvaguardare l'interesse di tutti i pescatori e quindi anche di coloro che non conferiranno il proprio pescato al mercato ittico annesso, ha modificato il sito del punto sbarco previsto dalla precedente amministrazione comunale in testa al Porto Canale e quindi molto facilmente usufruibile chi conferisce il mercato, portandolo nell'attuale posizionamento che è facilmente usufruibile dagli automezzi in cui verrà caricato il prodotto ittico pescato e il trasferimento ad altro stabilimento diverso dal mercato ittico comunale. Questo per precisare alcune osservazioni fatte
dall'avvocato Silvia Scarpa, a cui sarà data risposta anche scritta da parte dei dirigenti competenti. Grazie. Grazie capogruppo Marchegiano. Ci sono degli interventi, prego capogruppo Moreni. Grazie Presidente. Ora, io personalmente, ma penso anche gli altri consiglieri, prendo solo in questa circostanza dell'esistenza di questa lettera dell'avvocato Silvia Scarpa e mi rendo conto che essendo stata data sul nome patronale il 25 luglio, non è stata oggetto di approfondimenti o quantomeno anche di illustrazione nel corso della relativa commissione consiliare. Tuttavia, io personalmente, ma anche come gruppo consiliare, ritengo che vi sia l'assoluta necessità da parte di questo gruppo e del Consiglio stesso di prendere visione ed approfondire i contenuti delle illustrazioni fatte dall'avvocato Silvia Scarpa, delle quali noi nulla sappiamo, e quindi chiedo di poter rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno. Grazie capogruppo Moreni. Prego consigliere Colombo. Sì, credo che siano state opportune i chiarimenti che siano stati convocati, però io ricordo dell'incontro che si è tenuto in tutta sala tra l'amministrazione comunale e i responsabili di appartenenti al mondo della pesca. Mi fa specie perché mi sembra che in quell'occasione ci si fosse lasciati con l'invito di fare delle segnalazioni o far presente l'amministrazione comunale o a chi era presente quel giorno di alcuni quesiti. Mi fa specie che ci si sia rivolti a un avvocato, mi sembra che la cosa assuma una caratteristica di ufficialità al di là di quello che doveva essere. Però prima di entrare nell'argomento avevo bisogno di altre due questioni, su altre due questioni che erano state rilevate in quell'occasione, che mi sembrava che non fossero state particolarmente chiarite. Ora, noi nel comune di Caorle quanti punti di sbarco certificati abbiamo e qual è l'iter, appunto è l'iter per la certificazione del punto di sbarco nel Rio interno, perché si dice nella delibera che dopo la pubblicazione fra 20 giorni questo regolamento a tutti gli effetti ha esecutività, quindi sostanzialmente tutta la marineria deve sottostare a quello che giustamente il regolamento dice. Quindi interesserebbe sapere quanti sono i punti di sbarco che quel giorno là qualcuno era stato anche identificato, perché ce n'è uno appena fuori Caorle, un altro era Carbonera, però se li puntualizziamo in questa sede. Poi mi sembrava che in quella riunione non fosse particolarmente chiaro cosa vuol dire gestione del mercato ittico in mano all'amministrazione comunale. La gestione vuol dire che tutto quello che riguarda le procedure, i controlli, però non vuol dire che l'amministrazione comunale provvederà anche alla vendita del prodotto. Dentro il mercato ittico, siccome non era chiaro, dentro il mercato ittico verranno create delle quotazioni d'asta che verranno cedute o affidate, non cedute, affidate a dei privati e controllati. Quindi volevo capire questi due punti che fossero spiegati più attentamente, perché mi sembra che quel giorno non si sia entrati nel merito specificatamente. Grazie Presidente. Per quanto riguarda i punti sbarco autorizzati in questo momento, quello sul Diventas di un'azienda pirata, quello della Falconera di qualche secolo fa, adesso non so la data, comunque è sempre esistito, quello del mercato ittico di Sansonessa.
quanto mi compete. Quanto riguarda l'iter procedurale di registrazione o di riconoscimento del mercato ittico comunale, abbiamo già avuto un primo sopralluogo da parte dell'ANAL che ha rilevato poche incongruità che stiamo sistemando, per cui problemi particolari non ne ha rilevato. Ovviamente questo regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione dell'atto, vediamo quando viene pubblicato. Per quanto riguarda invece la gestione e la vendita, il regolamento comunale prevede la vendita diretta da parte dell'ente gestore, infatti prevede 4 posteggi, di cui 2 riservati all'ente gestore e 2 possono essere dati in gestione a migliori lavoro. E all'interno del regolamento poi del mercato ittico è prevista anche la vendita diretta chilometro zero del produttore ittico in momenti diversi dalla vendita all'asta o della vendita al dettaglio di quello che del prodotto ittico pescato nei nostri pescatori. Quindi possibilità anche di accedere a questo. Per quanto riguarda, volevo un attimo, se mi è permesso, anche rispondere all'avvocato Borini, la delibera conforme a quanto è stato presentato in commissione. In commissione erano già avvenute le sostanziali modifiche anche su osservazioni previste dall'avvocato Scarpa, però erano già state integrate quando erano già state fatte da altri imprenditori ittici e dallo stesso servizio veterinario dell'ASP, per cui si è tenuto conto di queste osservazioni che rientrano in quello che l'avvocato Scarpa aveva fatto notare. Ho già risposto a quanto va bene. Grazie. Prego, capogruppo Teso. Sì, mi rivolgo al capogruppo Martesani, innanzitutto perché volevo confermare la posizione di accogliere la proposta fatta dal capogruppo Corin di ritirare l'ordine del giorno di questo regolamento, perché non tanto, io non entro in merito alla questione tecnica, perché apprendo che lei è preparato, evidentemente io le questioni tecniche le lascio, giustamente mi affido a quello che lei ha detto. Però io mi chiedo una cosa, perché a questo punto, se è arrivata una lettera di un avvocato, significa che le categorie non sono state ascoltate. Dopo l'incontro fatto in centro civico, se alcune categorie, ovvero quasi maggior parte della marineria di Caorle, si rivolge a un avvocato, significa che non hanno avuto l'interlocutore di fronte. Io le chiedo nella specifica, avete incontrato i pescatori subito dopo quell'incontro che avete fatto, incontro civico, in centro civico? Allora i pescatori sono stati incontrati in quell'incontro civico e è stato detto se avete delle osservazioni fatele, noi dopo le verificheremo e vediamo. Infatti sono state fatte delle osservazioni, ne abbiamo tenuto conto, infatti la bozza che vi è stata mandata è stata modificata secondo le osservazioni che ci sono state fatte dai pescatori. Quello che ha scritto l'avvocato Nomi è appunto di